Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento settimanale qui a TVA è oggi il senatore Giuseppe Rubolo dell'UDC Centrodestra, che vorremmo un po' parlare con lui degli ultimi aggiornamenti politici, di quello che sta succedendo anche in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno in diversi comuni della provincia e anche quello che sta succedendo anche un po' in vista anche delle prossime elezioni regionali a Palermo. Ecco, grazie senatore Ruvolo per aver accettato questo invito. Vorrei intanto annunciare una novità, questa notizia di cui lei è fiero, che cade per il secondo bicentenario della nascita di Giuseppe Crispi, il 4 ottobre 2018, ma vorrei che lei stesso l'annunciasse, è un po' lontano però è giusto annunciarla anche quello che succede. Ma un evento così importante e rilevante va programmato adesso per il 4 ottobre del 2018. Ricorre il 4 ottobre del 2018 il bicentenario della nascita di Francesco Crispi, un personaggio molto rilevante ma messo anche nell'oblio per diverse ragioni. Oggi vogliamo creare tutte le condizioni per poter far emergere il vero personaggio che è stato Francesco Crispi, uno statista e patriota. Peraltro la collaborazione preeminente è quella della Università di Palermo, l'Università La Lummis di Roma e il Consorzio Universitario Agrigentino. Queste tre importanti strutture stanno mettendo in moto tutta una serie di attività, peraltro circa un mese fa proprio ad Agrigento e anche a Ribera si sono svolti convegni sulla figura di Francesco Crispi, quindi viene fuori questo grande personaggio. Abbiamo avuto già nei precedenti convegni che si sono fatti il patrocinio del Presidente del Senato. Per la programmazione futura abbiamo chiesto il patrocinio del Presidente della Repubblica, ovviamente che sarà invitato a partecipare ai lavori, spero proprio che questo avvenga, dalla Presidenza della Camera alla Presidenza del Senato, in particolare quella della Camera, perché Francesco Crispi è stato Presidente di grande rilievo della Camera dei Deputati. Peraltro i primi regolamenti della Camera portano la firma di Francesco Crispi ed altri provvedimenti. Ci sarà pure il patrocinio della Presidenza del Consiglio, perché come voi tutti sapete è stato anche Presidente del Consiglio, dove ha varato le riforme soprattutto sulla burocrazia, sulla giustizia, più importanti che ancora oggi sono attuali. Un grande personaggio che non è venuto fuori, certamente un personaggio che ha anche delle contraddizioni, parte da mazziniano sfegatato e finisce col diventare, come dire, supporter della monarchia, ma il contesto storico va anche guardato con molta attenzione per mettere in evidenza perché quelle scelte. Crispi è un personaggio straordinario, cominciare dal fatto che a una domanda fatta dall'allora un giornalista del Tempo gli chiese se lui fosse un mazziniano e lui gli ha detto di no, se fosse un garibaldino, ha detto di no. Ma lei chi è? Io sono Crispi, per dire qual è la figura importante e imponente di questo personaggio. Questo lo vogliamo rivitalizzare, ovviamente con una platea di personaggi importantissimi, sia dal mondo scientifico, che già alcuni sono transitati il mese scorso proprio qui ad Agrigento, e già si è costituito un comitato scientifico proprio dalle università di cui parlavo, e di un comitato onorario dove ci saranno i sindaci che hanno, come dire, la storia legata a Francesco Crispi, da Palazzo Adriano a Ribera a finire a Marsala, a Salemi e via via, perché è stato un personaggio veramente importante per questa nostra Sicilia, ma per l'Italia in particolare. Stiamo facendo questo. Addirittura abbiamo contatti con il rettore
della Basilica di San Domenico c'è il Pantheon dei Siciliani, dove alberga la figura, veramente la mummia di Francesco Crispi. Sapete tutti che è mummificato, per avere la possibilità di traslarlo anche per un giorno in quella ricorrenza e esporre anche la salma di questo grande personaggio. Questo stiamo facendo per dare lustro soprattutto alla figura, ma anche fare capire che ci sono stati personaggi di altissimo livello in questa terra. E oggi, soprattutto con le presenze che abbiamo istituzionali, dal presidente Mattarella siciliano al presidente Grasso siciliano, vogliamo mettere in risalto questa straordinaria figura. Vorrei ricordare che 15 giorni fa, 3 settimane fa, c'è stato un evento già, diciamo, lo diceva anche lei, un prologo a questa iniziativa presso il Cupa di Agrigento, che noi abbiamo seguito, dove sono venute, diciamo, delle personalità, dei professori anche universitari, che hanno, diciamo così, parlato un po', approfondito meglio. C'era anche il professore Armao e altri, ora che insomma, non ricordo bene il nome, però dico, c'era anche lei come relatore, quindi già si è dato un primo segnale, l'ha accennato anche lei nel suo intervento, no? Sì, praticamente è stata la fase, come dire, propedeutica a iniziare un certo percorso. Il percorso finale sarà dopo o nella giornata del 4 di ottobre del 2018 di costituire la Fondazione Francesco Crispi, ovviamente non come fatto localistico, ma come fatto davvero a livello internazionale, perché il personaggio ha fatto diverse puntate, da Malta a Londra, da Parigi, cioè, voglio dire, personaggio rilevantissimo, e quindi stiamo anche coinvolgendo Malta, il governo di Malta, stiamo coinvolgendo anche le cancellerie che hanno avuto e hanno avuto rapporti con Francesco Crispi e che hanno documentazione che certifica il ruolo importante in alcuni momenti. Cioè, insomma, una personalità forte che merita giustamente anche... Ma penso proprio di sì, anzi è stato messo all'oblio non capendo le ragioni. Se lei immagina per esempio che nella mia città c'era solo un busto allocato nella villa comunale, quasi nascosto, di Francesco Crispi, la dice lunga. Il primo monumento vero è stato consegnato alla città nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia, peraltro con un'opera di un grande maestro di Caltabellotta a Rizzurdi, che ha finalmente illuminato la piazza della città di Ribera. E da lì partiamo per rivitalizzare questo personaggio. Speriamo di riuscirci, con l'aiuto soprattutto di autorevolissimi personaggi del mondo scientifico e accademico, che potranno mettere in luce e anche varare le ombre che ci sono di un personaggio, voglio dire, della perfezione. Mi pare che non appartenga a nessuno di noi. Anche per coinvolgere il mondo delle scuole, i ragazzi, la futura generazione, che magari non sanno ma è o così. Prioritario. Certamente ci sarà un coinvolgimento molto forte del mondo della scuola, è da lì che partiamo. Ecco, questa che ho voluto illustrare è la fase organizzativa per arrivare a questo momento straordinario. Io mi auguro che sia veramente un grande successo, ma dare la comunicazione al mondo della scuola prima, ma anche a chi non conosce che cosa. Si può pensare anche a un museo, non so, Casa Natale. Vedo che spesso in tanti comuni stiamo lavorando, si utilizzano delle figure. Stiamo lavorando davvero, se anche in questo senso state facendo qualcosa. Con molto interesse. La collaborazione di alcuni studiosi locali, a cominciare dal dottore Mimmo Macaluso, il quale ha di suo personale una grande quantità di scritti e comunque di commemorazioni varie della figura di Crispi, quindi possiamo attrezzarci. Per esempio il sindaco di Salemi
mi comunicava che ha degli atti durante lo sbarco dei 1000 in Sicilia, la presenza di Crispi che non si vedeva, ma era proprio lo stratega, che poi è stato lo stratega dello sbarco dei 1000, e non è avvenuto per caso in Sicilia, è avvenuto sostanzialmente in un contesto dove Crispi aveva il ruolo di stratega e Garibaldi faceva il battagliero, per capirci, no? Però certo. voglio dire, non voglio immettermi in questo ragionamento, penso che questa figura merita di essere onorata dignitosamente in quella data. Noi siamo contenti, insomma, di avere che il senatore Ruvolo ha scelto anche la nostra emittente per annunciare un po' questo evento. Siamo sempre disponibili per qualunque cosa. È la prima volta che ne parlo. Ho fatto un'intervista ieri a Radio Torre Ribera per dare anche questa comunicazione, per dire che stiamo lavorando per rendere onore a un grande statista. E poi perché dico originario di Ribera, la nostra terra, sono cose che vanno valorizzate. Spesso vediamo piccoli comuni che fanno di un personaggio il loro punto di attrazione. Dico, noi ne abbiamo tanti, forse ne abbiamo anche troppi, dico, perché non ricordare anche e dare il giusto peso a delle figure che hanno creato la nostra storia e sono stati protagonisti. Per rendere omaggio alla storia. Bene, io ringrazio il senatore Ruvolo, lo approfitto della sua presenza, anche come al solito noi facciamo sempre un cocktail, un aggiornamento della politica, d'altronde lui, approfittiamo di questa pausa del 25 aprile per cercare di capire un po' e dare un po' anche comunicazioni che possono interessare un po' tutti. Siamo il giorno dopo l'after day delle elezioni in Francia, ecco, abbiamo visto stamattina su tutti i quotidiani, tutti i giornali, i primi commenti, le prime reazioni. Gradiremmo anche una reazione sua, un commento, quanto ci può essere, diciamo, come ci può coinvolgere in qualche modo questa sfida fra Le Pen e il candidato, l'altro candidato, in questo momento Macron, ecco, scusi, mi sfugge il nome, per l'Italia. Io partirei proprio da questa ultima domanda. Cosa può incidere in Italia le elezioni francesi? Io ritengo tanto che la Francia è la Francia. Interpreta in questo momento il punto di partenza di che cosa sarà l'Europa prossima futuro. In questo quadro generale dove andranno al voto la Germania a ottobre e immediatamente l'Italia dopo, diciamo, è venuta meno la Gran Bretagna nella sua visione globale, diventa un punto di partenza di che cosa sarà l'Europa dopo. Io stamattina, sfogliando un po' i giornali, come sempre accade alla politica italiana, di impossessarsi degli eventi. Mi spiego meglio. Esulta Renzi perché Macron è quasi suo vicino di casa. E Salvini con la Le Pen, vabbè, gli spetta di diritto. Vince pure, quindi, certo. Ha il diritto di tribuna. Io ritengo che, pur essendo un testo importantissimo per le cose che dicevo già sull'Europa, ritengo che tutta questa euforia attorno a Macron da una parte e attorno alla Le Pen dall'altra non abbia fondamento alcuno. Perché? Secondo me, come dire, perché sono storie radicalmente diverse. Perché Macron viene catapultato senza primarie, cioè va il personaggio, riesce a conquistare un consenso notevole rispetto a uno che si mette in moto da qualche... Credo che siamo sul 25%. Un tempo, sì, 24,9, sì, eccetera, ancora lo spoglio era in corso. Voglio dire, è una elezione che appartiene ai francesi e poi nel suo quadro complessivo si va a integrare nel contesto europeo. Io la lascerei lì.
Perché dire che Renzi somiglia a Macron o Salvini, mi pare impropria questa come dire, intestarsi successi di personaggi che stanno fuori i confini dell'Italia. Siccome la politica italiana deve fare sempre confusione più di quanto non ce ne sia, vabbè, ognuno faccia quello che vuole. Ritengo che questo dato è importante fino adesso, perché al ballottaggio i francesi sceglieranno o Macron o Le Pen. Cosa posso immaginare io? Io ritengo non perché la sommatoria degli sconfitti che confluisce su Macron, perché è un senso di responsabilità serio. I francesi lo hanno sempre dimostrato, ricordiamoci che i francesi sono quelli che hanno inventato la rivoluzione vera. Sì, certo. Ed è un popolo molto dinamico, quindi da questo punto di vista. E poi è anche un popolo saggio che sa valutare fino a quando non supera l'asticella. Sono convinto, auspico che vinca Macron, proprio per rigenerare l'Europa. Ma Macron è un europeista convinto più di me, ma io sono un europeista convintissimo, e non come coloro i quali l'Europa la utilizzano a momenti. Si fa l'europeista, parlo di Renzi, a giorni alterni, poi si battono i pugni. Un europeista vero che crede nel contesto dell'Europa con tutti i suoi pregi e tantissimi difetti, ma è l'unica struttura che tiene in piedi una serie di economie che aiutano i vari paesi ad andare avanti. Detto questo, io ritengo che questa scelta su Macron possa essere importante per il futuro dell'Europa. Mi fermerei qua. E dico, che refluenze può avere il voto francese sulla politica italiana, o quantomeno sul prossimo voto? Perché se vince Macron, se vince la Le Pen... se vince la Le Pen, certo, ha delle influenze, ma sono sempre relative verso l'elettorato italiano. Diciamo che la Le Pen qualche voto in più l'ha preso per i fatti noti di qualche giorno fa, c'è questa reazione, però il popolo francese ha saputo dimostrare che alla fine è il 22%, 23% che ha votato dei francesi alla Le Pen, poi si è distribuita in tutto l'arco cosiddetto virgolettate costituzionale, che poi mi sembra, come dire... Ci sono fatte molte assonanze, almeno ho visto stamattina, fra Renzi e Macron. Io non ne vedo, però se se ne vuole impossessare lo faccia liberamente di farlo, insomma, però non penso che sia questa l'interesse che gli italiani hanno nei confronti, stiamo parlando troppo di Renzi, perché è amico di Macron o comunque tifoso di Macron. Agli italiani interessano ben altre cose, quindi avremo una escalation di elezioni, a cominciare da Palermo città e nei vari paesi dove... Come vede l'esperimento di Palermo? Si votano, l'esperimento palermitano, come lo vede? Con Ferrandelli appoggiato da Forza Italia? Ma lo vedo... Molti parlano di laboratorio politico di quello che sta succedendo a Palermo. Voi l'appoggiate, mi pare, a Ferrandelli, o no? Sì, ma il tema è di quando si parte in un certo modo. Non sono molto convinto, lo dico con estrema onestà, certo. Di un laboratorio che mette in capo un personaggio che viene dal PD. Dal PD, ex parlamentare del PD. Va alla convention di Pisapia e poi viene appoggiato dal centrodestra. Io mi confondo da questo punto di vista, però siccome come dire, la corsa era lanciata, i cavalli erano in pista, vabbè, facciamo vedere che cosa succede. Ma io non penso che sia questo il laboratorio per la Sicilia. La Sicilia può diventare un laboratorio importante alle prossime regionali per capire che cosa in effetti... Certo, faccio questa domanda perché il senatore Rubolo spesso
diciamo, nelle sue anticipazioni elettorali ci ha sempre azzeccato, per dirla alla Di Pietro, no? Quindi partiamo dal dato di Palermo. Secondo lei vincerà Orlando o no? Certo, per quanto mi riguarda, io poi sono un politico un po' strano, certo, perché dice quello che pensa. Allora, io penso a Palermo succederà questo, che arriverà certamente, ovviamente, aspettiamo anche il responso, però certo. La mia previsione è che Orlando ridiventi sindaco. Certo. Non mi pare che ci sia laboratorio nella proposta di Orlando. Orlando dice: io non voglio i partiti, non voglio i simboli, se volete venire sono qua, arrivederci. E così ha fatto il PD, ha fatto Alternativa, non so come si richiama ora, l'NCD e via dicendo. Popolare. Alternativa Popolare. Che si sono tutti messi, come dire, sotto le ali di Orlando e vedere. Mi sfugge pensare che il laboratorio può essere questo, certo. Mi sfugge. Sì. Dall'altra parte ci sono i grillini che avranno un ottimo risultato, a prescindere se hanno liste, se hanno candidati sindaci, eccetera, eccetera, perché c'è il voto contro, certo. Mettiamola così. E poi questo centrodestra che già vi ho descritto, che ha questa anomalia di un soggetto che sta da una parte 15 giorni fa, se ne va ieri mattina da Pisapia e poi viene sostenuto al centrodestra. Siamo un po' fuori i confini della politica, insomma. Arriviamo alle regionali. Ecco, il laboratorio che lei parlava alle regionali, che cosa si ipotizza? La politica diventa, come dire, il momento che deve dare dei segnali non di confusione totale, ma di chiarezza. Sistemare, non dico la chiarezza in politica è sempre dietro l'angolo, però voglio dire ci sono le precondizioni per fare una cosa discreta. Io non immagino, parlo subito senza, come dire, mettere assieme pezzi di centrodestra, pezzi di centrosinistra per combattere i grillini, cioè che se dovessimo fare per un attimo, vista la giornata di domani, con tutto rispetto al 25 di aprile, il comitato di liberazione dei 5 Stelle io non la vedo nella maniera più totale. Ognuno si faccia il centrodestra, ognuno si faccia il suo centrosinistra. Giusto. E combattiamo ad armi pari. Cosa può diventare laboratorio? Io l'ho voluto dire subito perché non facciamo e poi magari come arrivano diversi ragionamenti, messaggi, mettiamo assieme PD, Forza Italia, UDC, di destra, di sinistra, eccetera, eccetera. Io ritengo che questo è un grande errore politico che non può essere consumato. Si faccia il centrodestra e il centrodestra dove si ispira il mio partito, storicamente l'UDC, guarda a un'ipotesi di partito popolare europeo in Sicilia. Per quale ragione? Perché noi, anche se la Lega si sta attrezzando pure a fare qualcosa in Sicilia, è marginale, tranne che ognuno pensa per esempio che la Lega qui venga a prendere il 30% e allora mano in alto. Ma apprezzate le circostanze e le valutazioni, la Lega è molto marginale. E allora lì costruire un progetto di centristi moderati con Forza Italia per immaginare soprattutto la proiezione del Partito Popolare Europeo, perché l'indomani votiamo per le elezioni politiche e questo potrebbe essere il vero contenitore di un partito dei moderati che si ispira e che comunque e soprattutto si aggancia all'Europa e quindi potremmo fare nascere dalla Sicilia il Partito Popolare Europeo. Questo è il laboratorio che io vedo. Poi a sinistra si faccia a sinistra, se ci sono centristi che vogliono andare dall'altra parte vadano pure, però se dobbiamo costruire una prospettiva politica gli egoismi personali lasciamoli a casa, perché altrimenti alle nuove generazioni diamo solo un solo compito, quello di andare a votare contro. Certo. Tra l'altro
Ieri c'è stato un intervento di Miccichè, che è il leader, diciamo, di Forza Italia, che diceva, rivolto in particolare un po' a tutti, però in particolare rivolto all'ex presidente della provincia di Catania, Musumeci, con Bellissima, dice: facciamo tutti un passo indietro, ripartiamo da zero e vediamo di costruire una coalizione di centrodestra vincente e vedere chi poter candidare. C'è stato questo appello di Miccichetti, già Musumeci insomma, voleva andare avanti con sinceramente la sua non conoscevo la dichiarazione di Gianfranco Miccichetti. Diciamo che alla fine diciamo la stessa cosa, no? Diciamo le stesse identiche cose. Un centrodestra che si presenta unito, senza contraddizioni all'interno e senza timbrature da parte di nessuno, è in grado di poter fare la scommessa elettorale in Sicilia. Altrimenti i 5 Stelle voleranno. L'ultimo sondaggio li dà al 37%. Non immagino assolutamente che l'area cosiddetta di centrosinistra possa minimamente aspirare a una proposta di presidenza della regione, apprezzate le circostanze di quello che è stato il disastro del governo Crocetta. E il governo Crocetta non è il singolo uomo, assolutamente no, è la somma del PD, una volta entra, una volta esce, una volta critica, una volta ci sta a colazione con Crocetta, una contraddizione di 5 anni che veramente dal punto di vista politico è un'azione scorretta che non ha nessun fondamento rispetto al bene comune. Cioè se ne sono infischiati di tutti e di tutto per avere le poltrone, e i ragionamenti che hanno fatto sempre con Crocetta è che mi dai e che non mi dai. La gente è nauseata e stanca, tutti coloro i quali hanno avuto un rapporto a sostenere il governo Crocetta saranno, secondo me, massacrati da un popolo che è molto più intelligente di quanti di noi immaginano di essere gli artefici del mondo. Sì, perché poi dico, non si può dare la colpa solo a Crocetta, che Crocetta è stato il presidente, ma è stato collaborato da tutti. Crocetta ha una grande responsabilità perché è l'azionista di maggioranza, ma ci sono tanti azionisti che hanno lucrato, speculato, giocato con Crocetta e giocato soprattutto sulla pelle dei siciliani. Ma questo è il vero tema di questa campagna elettorale prossima che ci sarà. Perché non può essere diversamente. No, scusa, ho sbagliato. All'ultimo momento dichiarazione, no, ma Crocetta noi lo lasciamo. Ma scusa, se tu è da 4 anni e mezzo, lo lasci gli ultimi 3 giorni così ti fai una verginità. Ma veramente si vuole prendere in giro il popolo siciliano? Ma veramente è scandalosa una roba del genere. Senta, senatore, ascolti, io sentivo stamattina addirittura una dichiarazione di Lupo verso i grillini dove auspicavano una collaborazione per uscire dal pantano. Ecco, cosa che sta avvenendo anche a Roma, un attimo, leggevo anche sempre stamattina, di un Renzi che in qualche modo accetterebbe una collaborazione per la futura legge cosiddetta Legalicum, quindi vediamo che ci sono in qualche modo forme di dialogo fra i grillini e da una parte Lupo alla regione e dall'altro Renzi per la legge elettorale. Ecco, sempre diciamo, una cosa, vediamo questo momento un po' nebuloso. Perché queste proposte, anziché farle l'ultimo giorno utile, parlo della regione Sicilia, non li inventavano o comunque non le dichiaravano 4 anni fa quando si vedeva il disastro Crocetta. Con tutto rispetto alle ipotesi che avanza Lupo o che avanzano altri, che avanza Renzi, io ritengo, c'è stata la prova provata ed è dimostrato, che i grillini non hanno, il Movimento 5 Stelle non ha nessun interesse a fare accordi con nessuno. Se queste sono, come dire, dichiarazioni di intenti per allungare
il brodo, ma poi nei contenuti nulla, Sì, sì. io direi che è meglio lasciare perdere. Una legge elettorale si deve pure fare in Parlamento, non c'è una legge Appunto, elettorale, anche su c'è questo, il consultellum. che novità abbiamo? Perfetto, Poi ora ne parliamo. perfetto. Quando a me viene a dire, a me parlamentare nazionale, mi viene a dire Renzi, facciamo il Mattarellum, io penso due cose, uno che mi vuole prendere in giro e l'altro che è stato confusionale. Noi abbiamo avuto il Mattarellum, poi è stato tolto da Porcellum, Sì. poi abbiamo fatto l'Italicum, è stata bocciata perché è stata una prepotenza continua, arroganza continua di Renzi con le fiducie per portare un Italicum che è stato di fatto bocciato dalla Consulta, non dai parlamentari, perché i parlamentari costretti, eccetera, eccetera, ma costretti perché? Perché lui aveva annunciato, nella legge era contenuto, che i cosiddetti capilista bloccati, e ognuno per salvarsi la pelle, vabbè, la voto, tanto spero che a me mi prenderà, eccetera, eccetera. Quindi col ricatto nasce una legge elettorale. Legge elettorale non esiste, tranne che non c'è consultellum. Fortunatamente una grande persona, quindi la istituzione massima di questo paese, che si chiama Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, dichiara nel mese di dicembre, esattamente il 31 dicembre, nella comunicazione agli italiani, non si va al voto fino a quando non ci sarà una legge omogenea tra Camera e Senato, perché l'Italicum è nata solo per la Camera dei Deputati, apprezzato il fatto che il Senato di fatto non c'era più nelle intenzioni ovviamente di quella maggioranza. Dopodiché il referendum è andato come è andato, quindi si viene ripristinato il Senato e a questo punto bisogna omogenizzare. C'è tutta una tattica, chi dichiara che oggi c'è il pantano, poi nessuno vuole la legge elettorale, eccetera, eccetera. Io ritengo che delle forze importanti di questo Paese messe assieme attorno a un tavolo la soluzione si trova. Non si vuole trovare quando ci sono tatticismi per fregare all'uno o per fregare all'altro. Ribadisco, se rimane lì questa ipotesi di proporzionale, potrebbe anche trovarsi, perché quando si vuole ancora insistere sul premio alla lista per la lista che arriva al 40%, è un modo di dire non voglio fare niente, perché è matematicamente certo che il 40% non lo raggiungerà nessuna forza politica. Quindi naturalmente si ribalta il gioco che, non arrivando al 40%, la distribuzione dei seggi avviene su soglia minima del 3%, io cerco di essere veloce, sì, sì, no, chiarissimo. Del 3%, e quindi viene ridistribuito tutto quello che è il premio di maggioranza. Quindi di fatto un proporzionale puro. Certo. Allora, se il proporzionale non toglie il capolista, diventa una truffa a tutti gli effetti, perché il proporzionale significa una rappresentanza diretta, e allora sì alle preferenze e no agli uomini bloccati là, agli omini bloccati, ai soldatini bloccati, che in qualunque momento in Parlamento devono osservare il dito del capo. Nominati. Se fa così o fa così, i cosiddetti nominati. E poi in Parlamento non conta più nessuno, cioè nessuno può dire la sua, perché c'è sempre il capo a cui bisogna obbedire. Italiani, è questo il modello che volete? Io ritengo di no. Ah, guai, se ci sono le preferenze c'è la corruzione. Ma quando mai ci sono stati casi di corruzione? Ma perché i casi di corruzione di questi nominati, quando ce ne sono stati? Al comune, alla regione si vota con la preferenza, non mi pare che ci siano stati casi. C'è un modo, come dire, per ingannare il prossimo. Certo. Allora, io ritengo che una legge elettorale va fatta in maniera seria, con le forze che intendono collaborare. L'ultima, che già è stata sperimentata,
Renzi, voglio fare l'accordo con i grillini domani mattina per andare a votare. Sto parlando di febbraio, forse sì. gennaio-febbraio. I grillini gli dicono, bene, possiamo andare avanti con l'Italicum, adesso poi hanno inventato il Legalicum. Vabbè, dai, di tutto e di più. Questo è sempre un modo per confondere. Giustamente alla proposta di Renzi mi voglio sedere, Grillo gli dice vabbè, sediamoci, dobbiamo andare a voto subito. Bene, dove non si incontrano? Non si incontrano quando Grillo gli dice io voglio le preferenze e tu che vuoi? No, io voglio l'uomo bloccato là che ci devo mettere io. Come fai a sposarti? Certo. E lasci la partita politica al Movimento 5 Stelle che non vuole le preferenze, che vuole le preferenze, come dire, un modo di dire, che poi è come gli altri vogliono tutti gli omini propri a loro disposizione per non fare succedere, come dire, momenti di fibrillazione agli eventuali futuri governi. Allora ci vuole serietà. La serietà è, non potendo in questo momento di grande difficoltà politica a sedersi attorno a un tavolo, di tirare fuori una legge elettorale che abbia sul proporzionale, ma devi togliere le liste bloccate, devi mettere le preferenze e ognuno vota, Ruvolo, questo, quell'altro, eccetera, eccetera, chi ritiene sia più adeguato a rappresentarlo. Giusto. E noi che giusto. Mi arriva uno di Pordenone, io posso dire un esempio solo, nel PDL del 2013 in Piemonte, perché qua noi siciliani abbiamo sempre la capacità di stringere il bollone e il bullone non far entrare nessuno. Non so quanta, però voglio dire, la storia dice questo. Ma in Piemonte, nella lista del PDL, su 5 eletti, non c'è nessun piemontese alla Camera. Al Senato ce n'è solo uno su 3-4, adesso non ricordo. Perché Perché erano tutti che provenivano, perché forse lì c'era un segretario regionale non all'altezza di imporre alcune cose e lì. E c'è il Piemonte che ha solo parlamentare su 10 eletti complessivamente. Vabbè, anche in Sicilia è successo in qualche altro partito che si è messa, quando si è messa la moglie del sindaco di Torino, come si chiama? Fassino, la moglie del PD si è messa nelle liste del PD, credo il numero 2. Voglio dire, una, due, perché ancora nel PD qualcuno dell'area catanese c'è che non è siciliano, figurarsi. Però voglio dire, tutto sommato, la Sicilia, la politica siciliana è riuscita un po' a stringere ed evitare un'aggressione di questo tipo. Vogliamo ancora questo? Vabbè, si faccia. Poi, se i partiti cosiddetti non dell'area costituzionale poi vincono e stravincono in maniera esponenziale, poi la responsabilità è sempre degli altri, la responsabilità è nostra che non ci siamo seduti a garantire quello che è un processo di una legge elettorale. Giusto per arrivare alla conclusione, mi riservo 2 domande. Allora, attualmente quindi com'è la situazione sulla legge elettorale? Pantano, fermi, allora noi siamo fermi, lo dico, a livello legislativo dei lavori parlamentari siamo fermi esattamente a marzo del 2016. Quando Renzi iniziò la campagna referendaria. Siamo arrivati al 5 di dicembre, il Parlamento bloccato, incessato, non abbiamo fatto nulla. Nulla, certo. Ma nulla. Bene, questo è giusto che ma è la storia. I cittadini lo sappiano. Finisce il 5, c'è stata una pausa nelle elezioni. C'è stato lo stordimento del risultato, perché nessuno più, quelli che avevano tutto in mano il mondo, eccetera, eccetera, le grandi nomine, di tutto e di più, mi fermo qui, inizia il congresso sì, il congresso no. Le primarie sì, le primarie no. Siamo bloccati. Siamo fermi, ancora arriveremo al 30 di aprile. Peraltro di questo, fortunatamente, di queste primarie non se ne è accorto nessuno. Vedremo
che affluenza avrà, non se ne è accorto nessuno. E quindi fermi esattamente da un anno in Parlamento non si fa nulla, niente. E la crisi economica ci travolge. Purtroppo sì, purtroppo sì. È così, così. è una verità. Io Stiamo mi auguro vedendo che che ci sia un contraddittorio. I numeri vengano sono qua negativi. Vengano qua a dimostrare il contrario di quello che sto dicendo io. In mia presenza, senza la mia presenza, la invito a qualcuno della maggioranza che venga qua. Lo faremo, da lo un anno che non abbiamo fatto inviteremo nulla. i nostri parlamentari locali a un confronto, vediamo chi viene. Fatelo, io avevo molto cercato di piacere. farlo ultimamente, ma chi era avuto la febbre, chi era ammalato, chi era, insomma, speriamo che noi siamo sempre disponibili. Io sono disponibile. Finché ci date Basta possibilità all'emittenza vengo. locale di andare avanti, perché ultimamente devo registrare, approfitto della presenza del senatore, perché sono stati emanati dei regolamenti fortemente penalizzanti per le televisioni locali, imponendo, diciamo, un numero di dipendenti molto elevato, e lo dico perché le nostre associazioni, approfitto come editore e direttore responsabile di questa testata dal 1980, ecco, si vuole portare avanti un'azione con dei regolamenti molto diciamo, penalizzanti per l'informazione locale. Mi auguro che le nostre associazioni, anche la presenza del senatore, perché questo regolamento deve essere diciamo, approvato dalla Commissione Camera e Cultura del Senato, imponendo, diciamo, dei livelli molto alti, dei limiti di assunzioni, dei parametri altissimi, non considerando la crisi che da diversi anni esiste in questo settore. Quindi io colgo, diciamo, questo appello, le faccio questo appello a lei e ai tanti parlamentari che in questo momento magari mi seguono, per cercare un po' di continuare a fare vivere l'emittenza locale, l'informazione locale in questo momento di grandissima crisi. Direttore, approfitto, io mi scuso di questa ingerenza, però dico, è un appello che voglio fare, perché dico, dopo 40 anni circa non si può, se dobbiamo chiudere ce lo dicano chiaramente, ci danno un compenso di rottamazione come si è fatto fino all'anno scorso, e noi chiuderemo e libereremo le frequenze per i grossi network, perché l'obiettivo del Parlamento è quello di far chiudere e liberare le frequenze, così le possono dare i grossi network. Non è del Parlamento, è del governo, che è un'altra cosa, quindi, di una maggioranza, che è un'altra cosa. No, volevo dire solo questo. Quando si parla della stampa, la stampa è democrazia, la stampa è il futuro del nostro paese, la stampa è. E poi arrivano questo tipo di provvedimenti che devono ancora fare diversi passaggi, però il decreto già esiste ed è in corso di elaborazione al Consiglio di Stato, per i pareri vari nelle commissioni di merito. Quando diventerà decreto, entro 60 giorni dovrà essere convertito. Le assicuro, per quanto mi riguarda, io mi auguro che ci sia anche grande partecipazione degli altri, ma io metto a disposizione il mio voto, e di presentare degli emendamenti, ma anche ne basta uno. Il trucco dov'è là? E diceva molto bene lei. Il trucco è fare chiudere le piccole emittenti per dare poi la possibilità ai grandi capitali di potersi occupare tutta la rete di sistema. Io presenterò un emendamento, adesso prevede che le figure devono essere almeno 8, di ridurre da 4 a 5, per essere, come dire, un ragionamento serio. Questa questione mi porta nella memoria indietro di qualche anno, quando una legge nazionale, la 488, che dava aiuto alle imprese, e poi una legge regionale per incentivare la produzione nel mondo giovanile, aveva dei parametri precisi.
ogni ricordo. X di spesa deve corrispondere a una unità lavorativa. Quando si sono fatti i progetti, a qualcuno il tempo non insegna niente, ma quando si sono poi realizzati i progetti, per avere più contributi inserivano più unità lavorative. Quando apriva lo stabilimento ne occorrevano la metà di quelli che avevano messo là. Conclusione: il 99,9%, non dico il 100 perché qualcuno può darsi che si sia salvato, tutte quelle aziende, tutte quelle cooperative giovanili sono tutte fallite. Dobbiamo aspettare questo, che le emittenti... Io ho fatto un esempio talmente concreto. Io le ho fornito anche uno schema di elaborazione. Siccome le cose me le leggo con un po' di attenzione, ma non per mia... No, dico, si può mettere una soglia, una premialità a chi arriva a determinati numeri, però dare la possibilità a tutti, anche perché dico, finora abbiamo avuto un regolamento che è andato bene, non capisco perché si debbano mettere questi paletti. Allora, due sono le cose: o la libertà di stampa è democrazia per un paese, oppure bisogna privilegiare i grandi gruppi di potere. Se questo è il paese io non ci sto, ma non per difendere voi, ma per difendere la libertà, la democrazia di uno strumento che oggi è importante. Siamo qua oggi a colloquiare. Chi ci crede, chi non ci crede, chi vuole spegnere, chi vuole aprire, chi vuole cambiare canale, ma è normale che sia così, ma questa è democrazia, questa è la condizione minimale di un popolo per crescere. A volte si dicono anche tante fantonie in televisione, tante nefandezze, voglio dire, però alla fine c'è sempre un costi e ricavi, c'è sta più male o più bene. Io dico che siamo dalla parte dove le cose diventano più positive. Allora, se questa è l'equazione, che la libertà di stampa è un valore, io sono per i valori della democrazia. Personalmente devo dire che dopo tanti anni non mi aspettavo da un governo di centrosinistra un simile regolamento. Personalmente lo voglio dire, perché proprio il centrosinistra, per la politica che ha, dovrebbe anche favorire la pluralità dell'informazione, in particolare locale, dei giornali, perché questo decreto non è solo per le TV locali, ma nelle varie forme, nel riordino della legge sull'editoria, quindi interessa i siti web, interessa le radio, dove si è messo anche un limite, per l'amor di Dio, interessa i siti web, insomma, interessa a tutti, per cui chiaramente mi sembra che da un governo di centrosinistra si ci aspettava magari più voci, più diciamo spazio al pluralismo. Non è un problema di centrosinistra, scusi direttore, non è per me un problema di centrosinistra, certo qualcuno che si ispira ai grandi valori della partecipazione eccetera eccetera dovrebbe fare un po' di più, ma è un problema di democrazia di paese. Giusto, certo. Cioè va oltre gli steccati della politica di destra o di sinistra. Io dico che abbiamo fatto 40 anni, lei ricordava, di percorso, così tutto a un tratto che fai? Ma infatti no. Io faccio una domanda, la farò in Parlamento ovviamente, questo è il mio impegno ufficialmente, ma è più utile chiudere un'emittente o mantenerla nelle condizioni che nessuno chiede nulla, se non un piccolo contributo di sostegno? Allora dobbiamo trovare un'altra versione, come dire, di riorganizzare il sistema dell'editoria. Perché chiunque si inventa un giornaletto che poi ne stampa 10 copie e fattura per 1 milione di copie, cose avvenute? Sì, certo. All'interno anche dei partiti tradizionali, quelli attuali, eccetera, eccetera. Perché non si va a colpire lì e non a quelli che sono strumento di libertà? Certamente non vengo solo io qui, vengo tanti altri. Assolutamente no. Anzi, io qualche volta vengo quando sono le condizioni per fare un ragionamento, un colloquio, eccetera, eccetera, ma verranno pure altri, no?
sì, sì. Allora, se dovete modificare, dico io al governo, il sistema delle frequenze, perché di questo si tratta, ma ditemi un po', perché non mettete mano all'editoria, quella della stampa? Grandi giornali, ci mancherebbe Certo, altro. certo. Però ci sono anche pezzi di grigiore. Si stampa un giornaletto, qualsiasi, il contributo. Infatti. Bene, comunque noi ringraziamo il No, senatore no. Ruvolo, abbiamo voluto anche accennare a questa cosa perché dico, non interessa solo noi di TVA, ma interessa Assolutamente, tutto il assolutamente. settore dell'informazione, del nuovo riassetto dell'editoria, e quindi mi sembra giusto come uomo, diciamo, che ci rappresenta alle istituzioni, così come ho fatto anche con altri parlamentari che li ho personalmente interessati, per la salvaguardia dell'informazione locale. Grazie sempre senatore Grazie a voi. Giuseppe Ruvolo. Grazie a voi. Ricordiamo, abbiamo iniziato la nostra intervista, vorrei ricordare, poi diciamo, faremo il dovuto monitoraggio anche sul TG, ecco, questa iniziativa che il senatore Ruvolo insieme a questo comitato sta organizzando per il 4 ottobre del 2018 sul secondo bicentenario della nascita di Francesco Crispi, che ricordiamo è originario di Ribera, Ribera è anche il paese del senatore Ruvolo. Questo è certamente uno dei motivi Per cui abbiamo, diciamo, abbiamo iniziato voluto questo iniziare percorso. questa anche intervista. Grazie sempre, ricordo TVA sul canale 92 in tutta la Sicilia e in streaming sul nostro sito televideoagrigento.tv. Grazie, buonasera senatore. Grazie.